Eder. Mac. Pallister. Buonasera, caro Eder. Faccio seguito alla mia linea d'indagine già espressa. Vi porto le prove di quanto supponiamo con il mio team. La nostra tesi finale già la conoscete. Tutto ruota attorno alla zona San Cilino, in cui dopo le 8:45 Lily entra in contatto con il terzo che la aggredisce a morte. In questo momento la nostra tesi è oggetto di valutazione da parte della Procura di Trieste. Ciò ci riempie di orgoglio e piacere. Ciò, in uno alla foto che abbiamo schiarito e che mostra un soggetto dentro l'auto di Sebastiano. Tenetevi forti, perché, come da titolo, ci sono grosse novità. Allacciate la cintura che si parte. Lily è stata trovata senza i suoi gioielli, tra cui una catenina al collo regalo della mamma, e lei non se ne separava mai. La fede la tolse lei la sera prima, dopo aver lasciato Sebastiano. Lei non si separava mai dalla collana. E siccome è certo che è stata uccisa, arriviamo alla considerazione matematica che le è stata tolta. Allora, se ciò è matematica, allora dentro la matematica devi rimanere. La stessa cosa è successa nella borsa. Abbiamo già detto che mancano le chiavi con il ciondolo a forma di L, quelle principali con una chiave particolare che apriva l'abitato, lì dove avvenne l'aggressione. Ma manca anche altro. Secondo una pista che si sta seguendo, mancherebbero i documenti di Lily che quindi lei aveva con sé, in uno a contanti, ma nulla venne trovato addosso. Qualcuno ha preso tutto nella borsa, perché nello staging non poteva essere che chi si suicida esce con documenti, soldi e chiavi di casa. Ciò però ci porta a considerare altro adesso. Seguiteci attentamente. Secondo fonti investigative, ci si sta concentrando decisamente sull'orario delle 10:30. Come è stato detto, alcuni testimoni sostengono che Sebastiano abbia detto loro di essere tornato a casa intorno alle 10:30, per poi riuscire subito e dirigersi verso la sua passione della bici e la GoPro. Sappiamo che realizzerà il suo alibi, così attraverso dei montaggi. Ne parlammo già. A questo punto si sta acclarando un dato, ovvero che Sebastiano abbia lasciato dopo le 8:30. Terminato in auto, andare via per poi tra le ore 9 e 10 compiere qualcosa che riguarda Lily. Da lì il terzo riparla a Sebastiano che tornerà a casa per pochi minuti, salvo poi uscire subito e di fretta. Non lo nascondiamo e crediamo che Sebastiano nasconda delle cose e che il terzo in auto sia il colpevole, ovvero chi ha interagito con Lily tra le 9 e le 10 di quella mattina. L'orologio si ferma alle 9:17, orario dell'aggressione, momento in cui, aggredita, Lily rovina per terra e si procura quello che vedete in foto. Purtroppo la credibilità di Sebastiano ormai è ai minimi storici. Egli si dice affranto dal dolore, ma ciò non sembra quando va a brindare dopo alcuni giorni dalla morte. Inoltre si trincera dietro al fatto di essere uno smemorato. Ma ciò è inutile ormai, in quanto è stato smascherato da tempo. Nasconde delle cose ed è ormai certo che nella macchina ci fosse qualcuno di cui non vuole parlare e che protegge, nasconde soggetto che poi, lasciato Sebastiano, entrerà a contatto con Lily. Lily non arriva alla Wind perché si ferma prima, o viene fermata prima entrando nell'abitazione della morte. Lì sarà aggredita. Il resto prevede di togliere cose che però poi si troveranno a casa propria.
Ecco, ormai è chiaro quanto successo e basta solo attendere il deposito della perizia. Nel frattempo la procura ha esteso le indagini ed ha le idee chiare, grazie ad importanti novità recenti. Come disse qualcuno, il dado è tratto ormai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.